Allora, sentiamo Iuri De Luca di Indipendenza Veneta. Vabbè. E poi Razzolini di Forza Italia, e poi riprendiamo con Santini, con Berti, la Tocchetto e tutti gli altri ospiti. Prego. Beh, io come prima cosa vorrei ringraziare tutti gli ospiti che hanno intervenuto fino adesso, perché hanno certificato in maniera chiara la situazione della politica italiana e delle istituzioni italiane. È una cosa talmente irrisolvibile che anche a discutere all'interno di una sala è così difficile capire solo una parola. Non so se voi a casa avete capito qualcosa, probabilmente è quello che fanno tutti i giorni all'interno del Parlamento, all'interno del Senato. Uno dice una cosa, uno dice l'altra e mai si incontrano. Ci sono due cose incredibili che si è parlato fino adesso. Una fondamentale è che da una cosa di questo tipo, dalle dimissioni del ministro, il Partito Democratico voglia tirar fuori qualcosa di positivo, ma vogliono farla passare come una cosa positiva perché hanno avuto la rapidità di reagire in modo immediato. Beh, questo secondo me non è molto positivo, perché vuol dire che è stato fatto qualcosa, è stato fatto qualcosa di grave e quindi c'è addirittura le dimissioni. L'altra cosa incredibile è vedere le opposizioni che dicono no, ma se andiamo noi al governo risolviamo tutto. Ecco, c'è solo una certezza all'interno di tutta questa discussione, dal mio punto di vista chiaramente, non è che voglio essere la voce della legge o chissà cos'altro, però una cosa è chiara, è una cosa irrisolvibile per delle istituzioni create ad personam o fatte apposta per tutelare queste persone, messe all'interno di una sala che decidono per tutta Italia, nonostante magari non siano elette, il governo non è quello che è rappresentativo dello Stato, non è rappresentativo dei cittadini, però tanto chi se ne frega, siamo noi là, decidiamo noi, schiacciamo noi il bottone. Ecco, tutto questo, veneti, non potete accettare queste cose qui. Queste istituzioni sono fallimentari, sono fallite, si stanno sgretolando e spero lo facciano il prima possibile, perché da quel momento lì probabilmente potremo riscuotere la nostra libertà. In questo momento, oltre a non essere liberi, oltre ad essere schiavi, perché la tassazione la sappiamo, ma non sto qua a elencarla, lo dico solo in modo esemplificativo, siamo degli schiavi, punto. Dobbiamo fare semplicemente quello che decide un Renzi, una Boschi nel giorno che si sveglia la mattina, dobbiamo seguire cosa dice Salvini un giorno, l'altro giorno, eccetera. Dobbiamo credere che se vanno giù le opposizioni cambia tutto. Dai, per favore, siamo seri, veneti, lo capite anche voi, è tutto molto chiaro.